da un po' di tempo avete visto che abbiamo messo in piedi un sito, Inside Fishing. Diventerà un'associazione e l'unico scopo non è assolutamente scopo di lucro, come potete immaginare. L'unico nostro scopo è quello di promuovere la pesca spinning e cercare di coinvolgere, adesso voi probabilmente non avete questo bisogno, ma cercheremo di coinvolgere anche ragazzi giovani, ragazzini anche in età fra i 7 e gli 8 anni, come è capitato ad esempio ad Orbetello, perché crediamo che insomma, per conservare un po' il poco patrimonio che ci è rimasto per gli anni futuri, sia vitale coinvolgere anche i ragazzini, i giovani. Quindi noi in questo crediamo molto, quindi abbiamo voluto mettere in piedi questa sorta di associazione, un po' per dare una mano a Silvio che ormai è preso non riesce più a gestire tutte le cose, è preso da 1000 parti, quindi è un caro amico, per noi è veramente un piacere. Ovviamente sicuramente porta via tanto tempo a tutti noi, perché comunque abbiamo tutte le nostre famiglie, i nostri lavori, è una cosa in cui crediamo e quest'anno devo dire che insomma, abbiamo avuto, se possiamo dire così, un discreto successo, soprattutto con la gara di Orbetello. Devo dire che l'organizzazione è stata veramente curata. Complimenti per l'organizzazione. Anche oggi il merito principale di quel signore là in fondo è Silvio, che ha praticamente con noi, siamo solo dati a beh certo, noi ti possiamo aiutare, ma se tu sei la mente geniale di queste cose, noi siamo solo il braccio, ma ci vuole anche quello, è giusto. Quindi io direi che non vi porto via più altro tempo, adesso finiranno fra pochi minuti credo le classifiche.